Si è giunti a una soluzione nell'inchiesta che ha visto l'uccisione di un anziano di Palma di Montechiaro, Michelangelo Marchese, di anni 89, trovato morto all'interno della sua abitazione legato a una sedia lo scorso 11 luglio. I carabinieri sono stati avvisati dal figlio Giuseppe, residente a Licata, che non avendo notizia del padre da qualche giorno ha subito dato l'allarme. I militari dell'Arma, coordinati dal comandante della compagnia Lucarelli, sono prontamente intervenuti e hanno assistito alla macabra scena in cui versava l'anziano. Così hanno fatto intervenire il RIS di Messina. A una prima analisi nulla mancava a casa dell'anziano, ma era sparita la sua auto, una Fiat Punto, e grazie proprio alla macchina ritrovata a Canicattì che i carabinieri hanno risalito a chi la usava, un noto pregiudicato che conviveva con una rumena con un soprannome Emmy Nicoleta, che aveva preso l'auto per fuggire dopo che aveva compiuto la rapina e fatto fuori l'anziano palmese, probabilmente con dei complici. Quindi la comparazione delle impronte trovate nell'auto e quelle prese del RIS a casa dell'anziano, e si è avuto subito il riscontro completo. La rumena si trovava in carcere a Catania in piazza Lanza, già detenuta per altre violenze, e precedentemente nel carcere di Agrigento. Così il fermo firmato dal procuratore Patronaggio, dal sostituto Abisso. Le indagini sono state eseguite dal magistrato Chiara Abisso. Questa è una rapina finita male in un omicidio gravissimo, perché ha toccato quello che noi consideriamo un patrimonio nazionale, cioè gli anziani. Questa rapina è stata immediatamente seguita con la massima attenzione già dal sopralluogo, che fu fatto il 13 luglio, quando venne trovato morto legato con le mani dietro la schiena l'anziano. Il sopralluogo minuzioso effettuato dagli uomini della sezione investigazioni scientifiche di Agrigento ha portato ad ottenere dei profili di materiale biologico che sono stati immediatamente inviati al RIS di Messina, che ci tengo a ringraziare anche per la velocità con la quale ci ha dato sempre risposte e risultati, soprattutto quando 3 giorni fa è avvenuta la svolta sostanziale di questo omicidio, con il ritrovamento a Canicattì della macchina appartenuta alla vittima, che era stata rapinata il giorno dell'omicidio, cioè l'11 di luglio. A questo punto il ritrovamento della macchina in mano a un pluripregiudicato tossicodipendente di Canicattì ci ha permesso di mettere sotto torchio l'uomo, che ci ha rivelato di aver ricevuto l'autovettura da una rumena che si faceva chiamare con il soprannome di Emmy, e da qui la ricerca investigativa di dare un volto e un nome preciso a questa donna, e questa cosa è stata possibile attraverso innanzitutto una ricerca attraverso le fonti aperte dei social network, che ci hanno consentito di ottenere una fotografia di questa donna e quindi attraverso un riconoscimento fotografico avere la certezza che fosse lei. Poi attraverso una ricerca delle nostre banche dati abbiamo scoperto che si trovava reclusa questa donna all'interno del carcere di Catania Piazza Lanza, dove stava scontando una pena per una resistenza pubblica ufficiale. Questa possibilità ci ha consentito di avere il nome, il cognome, ma soprattutto le impronte digitali che il RIS, e rinnovo il ringraziamento per la rapidità, ci ha permesso di comparare con quelle ritrovate sui cassetti lasciati sul letto della casa del morto, che appunto combaciavano perfettamente con quelle della donna che abbiamo poi fermato grazie a un fermo firmato dalla Procura di Agrigento nella persona del dottor Patronaggio e della dottoressa Chiara Abisso, che sono stati veramente sempre al nostro fianco in tutti i momenti di questa indagine, che reputo bella soprattutto per la risposta data, perché non è possibile che si muoia in casa propria e soprattutto non è possibile che si venga uccisi da chi si è fatti entrare in casa propria. Si è fatto entrare da soli 24 ore? Si è fatto entrare tra l'altro da pochissimo, quindi probabilmente era già pianificata questa situazione gravissima che si è poi andata a creare, e sì, in pochissime ore, certo.